Risultati soddisfacenti per le presenze turistiche in Sardegna nell'estate 2022, decisamente migliori rispetto ai dati del 2020, ma ancora inferiori per il 10% rispetto al 2019, soprattutto a causa di una partenza lenta a giugno, risultati che non permettono tuttavia agli albergatori dell'isola di cantar vittoria. Il caro bollette ha di fatto spazzato via i guadagni dell'intera stagione turistica e ha alimentato nuove paure nei turisti europei, che dopo le incertezze legate al Covid si ritrovano ora con i costi di gas e elettricità alle stelle a tentennare sull'opportunità di fare un soggiorno nell'isola a ottobre. A dirlo Federalberghi Sardegna, che sottolinea che l'incremento dell'energia è stato del 500%, portandosi via di conseguenza tutto il margine che sarebbe servito a recuperare le risorse consumate in pandemia. Prima del caro energia una struttura ricettiva spendeva mediamente a presenza 3-4 euro, oggi ne spende tra i 10 e i 15 e i turisti, in vista delle bollette salatissime d'autunno, ci ripensano. I più spaventati sono i visitatori stranieri, proprio quelli che tradizionalmente scelgono l'isola a inizio autunno per godere delle spiagge non più affollate e per le prime manifestazioni dell'entroterra, come autunno in Barbagia. Per Federalberghi Sardegna è d'obbligo avere già le idee chiare su quel che servirà per la prossima stagione turistica, in primis stabilità nella programmazione dei trasporti, ma anche riprogrammare la comunicazione per far sapere con chiarezza ai turisti se nei mesi primaverili la Sardegna sia aperta e con quali servizi, e infine è necessaria la ristrutturazione del fabbisogno delle risorse umane in una realtà fortemente stagionale come la Sardegna.